Buonasera e benvenuti in una nuova puntata di Teleradio Pace Sport, come al solito intorno alle 21, siamo quasi esatti questa sera. Giacomo, sempre in diretta da Chiavari Teatro Caritas. Ciao Giacomo. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Bene, salutiamo Luca che questa sera è assente ma fa il suo compleanno, perciò un applauso a Luca. Allora, questa sera abbiamo diversi atleti dalla parte non levante ma ponente. Sì, questa sera Tigullio occidentale, diciamo così. Occidentale, graditissimi ospiti che ringraziamo anche perché hanno fatto forse qualche chilometro in più del solito. Già con la solita carrellata. Sì, è stato un weekend un pochino più magro perché diciamo con la pausa nazionale non abbiamo avuto le partite di Serie A e Serie B, hanno giocato però, intanto partiamo dalla Serie D dove la Lavagnese ha vinto una partita importante contro la Sanremese 1-0 e quindi adesso è a -6 dal Livorno che è quinto, che appunto sarebbe diciamo il posto che garantirebbe i play-off. Per quanto riguarda la Serie C ha vinto il Sestri Levante, una vittoria molto importante in casa per 3-1 contro il Pescara. Sestri che al momento è 18esimo, ha +2 dalla 19esima, che diciamo sono i posti diciamo, più caldi, e ha +2 dalla 19esima e ha -2 dalla SPAL che la precede. L'Entella invece ha vinto ancora 2-0 a Gubbio e ha anche allungato sulla Ternana che ha solamente pareggiato, quindi adesso è a +4 dalla seconda. Due grandissime vittorie, sia per il Sì, è stata una settimana positiva. Assolutamente sì. E invece scendendo dalla Serie C? No, per la Serie D sì, come diceva la Lavagnese ha vinto 1-0 contro la Sanremese, appunto adesso grazie al gol di Masini al Riboli. Quindi abbiamo il servizio perché avevamo le nostre telecamere in quei di Lavagna. Non abbiamo la pallanuoto magari poi qualcosina diciamo noi, vediamo se riusciamo senza sbagliarci, non abbiamo l'esperto, magari qualcosa. Assolutamente. Allora, buona serata, buona trasmissione. Io vado giù. Partita, andiamo a presentare tutti gli ospiti, direi. Iniziamo dalla piscina di Rapallo, ne abbiamo parlato credo 2 settimane fa, abbiamo Fulvio Tubino che è campione master Rapallo nuoto. Campione europeo 2 volte con record più italiano, ma ci faremo raccontare, insieme a Severino Barba Gelata che è dirigente del Rapallo Nuoto. Poi abbiamo anche un altro dirigente giù in prima fila che andremo a conoscere. Poi andiamo a Camogli, lo facciamo con la squadra Football Club 2024, Matteo Benvenuto che è il presidente. Andiamo a Santa, Davide Mortolo, capitano difensore, Simone Di Lisi, difensore centrale, e Andrea Malvusi, che è direttore sportivo. Che ne vengono da una bella vittoria in trasferta contro la seconda in classifica. Poi abbiamo Germano Tabaroni, che è il governatore Panathlon Area 4 Liguria, presente perché insomma ci sono stati, vedremo anche la presenza del Camogli, hanno fatto una bella serata a Recco con le patenti etica, parleremo di valori dello sport attraverso il Panathlon. Grazie Germano. Direi andiamo a vedere un po' almeno nelle prime file. Sì, nelle prime file per la San Margheritese abbiamo comunque in generale una rappresentanza della Leva 2014, della Leva 2015, della prima squadra e alcuni dirigenti. E da quest'altra parte abbiamo un dirigente della Rapallo Nuoto e poi abbiamo alcuni rappresentanti della dirigenza e giocatori del Camogli in terza categoria, sempre di calcio. Ecco, andrei a salutare, va bene. Saluterei l'assessore allo sport del comune di Camogli, Claudio Pompei. Claudio, grazie per essere qua. Grazie a voi per l'invito, buona serata a tutti. Ne parleremo, ma insomma a Camogli si fa sport. A Camogli si fa sport, ci sono tanti progetti appunto lanciati sui giovani, ma soprattutto di supporto ai giovani, investendo qualche soldo, investendo qualche energia, credendo in loro. Tra l'altro poi conosceremo appunto gli ospiti, ma c'è questa novità, no, della squadra di terza categoria che è nata un annetto fa. Sì, è nata poco più di un anno fa, forse un anno e qualche giorno fa, è stata un'idea di questi ragazzi che si sono avvicinati al comune di Camogli
che non è visto soltanto come un posto dove si fa magari soltanto la carta d'identità, ma un posto che può dare qualche idea, qualche supporto, e così noi abbiamo provato a stare vicino a questi ragazzi che hanno il grande merito di aver creato, organizzato, gestito e adesso giocano anche a calcio, quindi bravi a questi ragazzi. Ecco, visto che siamo a favore di telecamera, che sei vicino Giacomo, saluterei anche Marco Campodoni, che è dirigente del Rapallo Nuoto, che insomma dovete festeggiare come master, è un grande campione che abbiamo qua questa sera. Buonasera a tutti. Sì, abbiamo un grande campione, non è l'unico del gruppo. Adesso in questo momento è quello che ci sta dando più gioia di tutti e siamo ben lieti di festeggiarlo stasera qua con voi. Ma siete una squadra? Beh, siamo una squadra molto numerosa che va avanti da tanti anni, noi festeggiamo 42 Però anni. alla sera andate a letto presto perché siete in pochi qua. E invece Diciamo i che ragazzini molti sono si presenti. allenano e quelli che si allenano poi vanno a letto presto. Va bene, dai. Saluterei anche l'allenatore della terza categoria che è Mauro Catania. E come si inizia? Com'è stato il primo allenamento della forma, insomma, la squadra è nuovissima, è tutto nuovo. Qual è stato il ragionamento? Io non l'ho mai detto, devo veramente ringraziare i ragazzi perché sono un gruppo veramente splendido con contenuti di moralità importanti. Sono veramente entusiasta perché loro danno tutto in campo. Poi un gruppo di amici. Il primo allenamento è stato un po', insomma, forma fisica perché abbiamo tanti ragazzi che non giocavano da tanto tempo, qualche infortunio. Ci siamo un po' rimessi tutti in gioco e grazie al collettivo ora stiamo facendo davvero dei risultati importanti, anche se purtroppo ogni tanto si incappa in qualche sconfitta anche non meritata, nel senso... Quella di ieri non era meritata, mi hanno detto che avete Ma giocato quella di ieri bene. mi hanno dato, io infatti li voglio ringraziare, mi hanno dato veramente una bella risposta e siamo convinti, dopo la partita appunto di sabato, di fare un bel finale di campionato perché abbiamo sicuramente più certezze. Da quella partita lì ci ha fatto veramente capire che siamo cresciuti tanto, perché noi all'inizio prendevamo un gol, ci scioglievamo. Invece adesso il gruppo ha preso consapevolezza e siamo più convinti di fare bene. Bene, allora dal campo di Camogli, dov'è che giocate in casa? Noi giochiamo a Recco, al San Rocco. Cioè un campo famoso, via. Certo, ma è il fortino, è il nostro forte Bene. quello. Bene, allora dal campo del Golfo di Paradiso, no? Dove gioca anche il Camogli, andrei in piscina col nostro campione perché questa sera insomma è una presenza importantissima. Fulvio, intanto raccontiamo un po', bene sul microfono, i tuoi record ad oggi che detieni. Allora, record europeo dei 400 stile libero, degli 800 stile libero, master 75. Cioè, ne hai tanti che te li dimentichi. Diciamo che, allora, se comincio da questa stagione, ho un record europeo sugli 800 stile libero, un record europeo sui 1500 stile libero e un record italiano sui 400 stile libero. Come master 75. I master cambiano categoria ogni 5 anni. Quindi io sono nel primo anno di categoria, quindi degli atleti che hanno più di 75 anni. Ho anche un record italiano nel Master 70, sempre nei 1500, quindi subito prima del Covid. Infatti, come ho fatto il record, hanno chiuso le piscine e sono sparito. Va bene, ho dovuto Fulvio, aspettare 5 anni per arrivare a questi risultati. Ci racconterai un pochino come si fa a vincere tante Volentieri. record così. Salutiamo il presidente del Camogli Football Club 2024 che è Matteo. Presidente, Matteo, sei giovanissimo. Sì,
23 anni quest'anno. Com'è la tua esperienza? Giochi, sei anche in campo o sei solo presidente? No, io sono solo presidente. La mia professione è un'altra e io gioco a pallanuoto, nella pallanuoto caso vuole, e da quest'anno ci siamo buttati in questa esperienza che si sta rivelando vantaggiosa e fantastica. Matteo, non ci siamo messi d'accordo? Ti sei trovato... Sì, li conosco abbastanza bene. Sì. Stasera. Va bene. Matteo, allora a Santa andrei a fare un saluto al direttore sportivo Andrea Malvusi, che insomma, ci siamo organizzati, ha organizzato questa tua presenza. Ecco, ricordiamo un pochino che ha portato bene questo invito a Telepace, promozione. Allora, San Margheritese... 2 anni fa veni qui, ero qua proprio su questo palco, proprio in questa posizione, veramente questa sedia, e portò molto bene perché andammo in finale playoff di promozione regionale e ai rigori abbiamo vinto il titolo, siamo andati in eccellenza. L'anno scorso ho avuto un po' di problemi all'ultimo, non sono riuscito ad accettare il tuo invito e devo essere sincero che c'è stato un po' di sfortuna e siamo retrocessi. Quest'anno stiamo lottando, siamo al 3° posto in un campionato molto difficile e stiamo cercando di riprovare a salire in eccellenza. Abbiamo vinto una partita importante domenica contro la seconda in classifica che ci ha avvicinata a loro, perché anche la distanza di punti tra la seconda e la terza possono permettere o non permettere di fare i playoff, e con questa vittoria ci ha avvicinato molto e speriamo nel rush finale di mantenere questa poca distanza che abbiamo attualmente. Sì, parliamo del campionato di promozione Girone B, e ieri c'era questa partitissima Valle Scrivia contro San Margheritese che avete vinto 3-1, no? Esatto. Adesso però, dicendo quel ragionamento di prima, ci dai un po' troppa responsabilità, noi ci estraniamo da questa, però seguiremo con simpatia la San Margheritese. Invece Germano, il decano degli sportivi qua sul palco stasera, dovresti essere insieme ai master di nuoto. Come età e come tutto, è vero, sì. Ne parleremo, ma solo un saluto per dire che venerdì a Recco c'è stata una bella serata che da un lato c'è stata una chiacchierata per Bruno Pizzul, e poi il Panathlon ha dato le patenti etiche. No, solo un flash che poi magari ne parliamo bene. Io ho portato anche la locandina della serata del convegno che c'è stato a Recco in ricordo di Bruno Pizzul. Tra l'altro abbiamo anche la fortuna noi di averlo conosciuto in zona, ma non solo, ci era stato presentato da un altro... Se vuoi vederla, abbiamo qua la telecamera così... Ci era stato presentato e accompagnato da un altro grande giornalista sportivo che era Alfredo Provenzali, quindi anche in quella serata lì è stato ricordato dal giornalista Italo Vallebella. Sì, bravissimo tra l'altro Italo, insieme a Nicolini, esemplare. Enrico e a poi a Nicolò Paglietini, che ha raccontato benissimo, che lui era giovanissimo ma ha vissuto questi momenti di telecronache di Hai dimenticato l'ultimo giornalista, no, vabbè, Roberto Costa. Quello non conta. Avremo anche la novità. Voglio ricordare sempre il Panathlon, perché non tutti magari sanno che cos'è, ma è un ente, no? Che promuove i momenti sportivi e i valori dello sport. Certo, promuove i valori dello sport e soprattutto i valori dello sport puro, lo sport sano. E al riguardo, non so se tu vuoi farlo fare subito o più tardi, ho portato 2 principi fondamentali del Panathlon, che sono la Carta dei diritti del ragazzo nello sport e la Carta dei doveri del genitore nei confronti del ragazzo nello sport. Allora, ci siamo messi già organizzati prima dei preparativi, abbiamo 2 ragazzini che leggono una specie di... No, sì, il vademecum, diciamo. Vademecum. Abbiamo due ragazzini, tanto i loro nomi, va bene, vediamo se con la telecamera... I vostri nomi? Edoardo Boero. Omar Majaba. Ok. Diritto di divertirmi e di giocare. Ok. Diritto di fare sport.
Eccoci qua. Allora, qua visto che abbiamo due però protagonisti della San Margheritese, direi iniziamo da Davide che è il capitano. Una storia importante con questa società. Tutta la mia vita, Tutta la tua vita, da quando sono piccolino, con 6 anni fino ad Ma adesso. eri come i ragazzini che hanno appena letto? Ero come loro, poi tanti me li l'ho pure allenati dando una mano, me li sono ritrovati in prima squadra. Che bello Davide, in genere nel mondo sportivo, soprattutto nel calcio, a volte qualche mese in una società. Tu quanti anni allora ci sei stato? Sono 17, meno male, sì, sono 17. Sei una figura, anche per i ragazzi giovani. Sì, ormai Santa poi è piccolina, quindi ci conosciamo già tutti al di fuori, più col calcio ci conosciamo veramente tutti. E poi capitano. Sì, capitano, ho ereditato la fascia quando ho smesso quello vecchio. Andrea, quanto è importante avere figure come Davide, un capitano che è sempre stato nella propria città e nella propria squadra? Tanto volevo riprendere, secondo me sono più di 17 anni Davide. Un po' di... Vabbè. No, vabbè, c'è stato in prima squadra. E... È importante perché lui è di Santa Margherita e avere la fascia di capitano della società del paese dove è nato, dove lavora, dove vive, comunque è una cosa secondo me molto importante e è una figura sia per il campo, per lo spogliatoio che per i ragazzi che stanno crescendo, una figura sia sportiva che da prendere un po' come modello, perché adesso, come hai detto bene te, un anno sono in una società, l'altro anno sono in un'altra società. Persone come Davide oramai è sempre più difficile, anche nel calcio dilettante, non solo nel professionismo, trovarle, quello sicuramente. Quindi è una persona, al di là di un grande sportivo, una persona da prendere di esempio per l'amore che prova per questa maglia, per questa società. Allora, bravo Davide. Invece Simone, poi ti conosciamo un po' anche tu, la tua storia, ma raccontaci qualche cosina della partita di ieri, che è una partitissima. Come avete vissuto la vostra trasferta e questa vittoria? Ieri diciamo che sicuramente era la partita più importante dell'anno per come poi si è svolto il campionato e siamo stati bravi ad aggredire subito la partita, a portarla subito sul 3-0 alla fine primo tempo e poi a prendere questi 3 punti che sono fondamentali in ottica playoff. Ovviamente non ci aspettavamo a inizio anno di essere così, tra virgolette, bassi in classifica, perché ci aspettavamo sicuramente un campionato diverso. Poi il calcio è questo, il campionato è difficile, però siamo ancora in corsa sia per la Coppa Italia sia per il campionato, quindi sì, fino alla fine noi daremo tutto. Il primo mattoncino l'abbiamo messo appunto ieri, molto felice, abbiamo festeggiato, adesso però c'è un'altra partita importante domenica, poi sarà la Coppa Italia, quindi ancora tante tappe da fare. Insomma, ieri intanto salutiamo il mister Alessandro Giacobbe, facciamo un applauso a Alessandro. Tra l'altro è un momento particolare anche per il papà di Alessandro, ma siamo insieme e vicini. E volevo dirti, ha funzionato ieri sia la difesa, perché come dici 3-0 il primo tempo, e sia l'attacco, e qua siete due pilastri della difesa, Davide e Simone. Sì, diciamo che lui forse è un po' più pilastro di me per gli anni che ha vissuto e per l'esperienza che ha, infatti lo seguo anche come mio modello difensivo perché c'è solo da imparare da una persona che ha più di 500 presenze con questa maglia e io, se devo guardare qualcuno sicuramente uno dei primi che vado a guardare è lui. Anche a livello offensivo che ci è mancato nelle ultime partite perché comunque abbiamo fatto 2 gol nelle ultime 5-6 partite, è stato veramente importante ricominciare a gonfiare la rete, insomma, bello e importante è stato. Volevo, con l'assessore, visto che si parlava, no, di Davide tanti anni, no, nella stessa società e squadra, un po' il sentimento degli amministratori, non so, voi al di là, che poi lì poi c'è tutta una serie di fasi, no, però c'è chi si impegna sempre tanto in comune, credo che sia anche quello un bel risultato, no? Sì, assolutamente sì, e la territorialità è molto importante, l'appartenenza
a un territorio, oltreparenza alle nostre tradizioni, quindi andando un po' oltre lo sport. E gli esempi di stasera sono sicuramente da prendere in grande considerazione anche proprio da parte della politica, ovvero una politica attenta, precisa, vicina al territorio, che ascolta le esigenze dei cittadini e cerca di supportarle. Capisco che lì poi ci sono le elezioni, non dipende solo, voglio dire, no? Ci sono tante cose, però credo che uno, al di là che sia maggioranza o minoranza, si può sempre impegnare, no? Ma quello sicuramente, anzi su tante tematiche, specialmente nelle piccole realtà, poi non c'è un'opposizione o una maggioranza, si cerca di andare, sì ovvio, ci sono diversità, giusto l'opposizione che fa il suo lavoro e fa vedere quello che non piace, però bisogna essere il più coesi possibili a livello di sport, a livello di tradizioni, penso che ci si possa unire tranquillamente nell'interesse della città. Benissimo, adesso Giacomo, prima di andare a conoscere, perché abbiamo 2 dirigenti, un allenatore o come del San Margheritese, andrei a vedere il primo servizio che è arrivato dall'ufficio stampa della Virtus Entella e poi abbiamo la telefonata col mister del Selsi Levante. Andrei subito col servizio della Virtus Entella. Abbiamo interpretato la partita nella maniera corretta, nella maniera che avevamo preparato, e ritengo che sia stata una partita vinta meritatamente, perché grosse occasioni del Gubbio obiettivamente non me le ricordo. È stata una partita difficile perché il Gubbio ha provato a metterci in difficoltà, poi dopo, soprattutto nel momento in cui si è rimasti in 10, ha spinto di più, però la squadra ha dimostrato ancora una volta una grande compattezza, una grande conoscenza di quello che deve fare. Chiaro che l'inferiorità numerica nell'ultima mezz'ora, compreso il recupero, poteva un po' complicare i piani della squadra, che però in quel momento si è compattata da squadra e ha concesso molto poco al Gubbio. Sì, peccato l'espulsione, però da grande squadra ci siamo compattati, ci siamo uniti e abbiamo fatto quello che chiede il mister in inferiorità, quindi non abbiamo mollato, abbiamo lottato su tutti i palloni fino all'ultimo e non abbiamo preso gol, che quello è l'importante. Complimenti alla Virtus Entella, perché rimane prima, anzi recupera 2 punti dalla Ternana, perché non è andata oltre il pareggio col Perugia, che era il derby. Andrei nuovamente un pochino in vasca a Rapallo con Severino Barbagelata, che è dirigente, allenatore e anche nuotatore. Severino. Sì, certo. Io sentivo prima il giovane per me calciatore che parla di 17 anni. Ecco, la pallanuoto è stata fondata a casa mia e io ero un bambino e mi hanno mandato a letto quando l'hanno fondata, quindi allora, per darvi un'idea di quanti anni. Davide ti ha battuto stasera. E dato che ne ho quasi 64, direi che ti ho battuto. Sì, io sono dirigente della pallanuoto, nuoto da master da un po' di anni e da qualche anno alleno anche la squadra master, alleno elementi come Fulvio, che incidentalmente ha dimenticato che è anche primatista europeo di staffetta, con il sottoscritto e altri 2 volte nella 4x200 stile libero, sia in vasca corta che in vasca lunga, e quindi mi piace ricordare che abbiamo altri nuotatori di grande livello. E da dirigente della pallanuoto mi piace anche dire che abbiamo dei giovani nuotatori che ci stanno dando delle grandi soddisfazioni, quindi è un testimone che si passa. Lui fa il modesto, non lo dirà mai, ma il figlio di Marco Campodoni è realmente una grande promessa del nuoto italiano, quindi insomma è una tradizione che va avanti. Ecco. Bene, allora magari presto, Marco, bisogna che... ok. Vai, non so se altro cosa... No, di Fulvio? Mi incuriosisce cosa devi ancora raccontare a Fulvio quando lo alleni, cosa vi dite? Allora, allenare i master è completamente diverso da allenare gli agonisti, quelli che poi siamo agonisti anche noi, anzi siamo più agonisti dell'elite, diciamo. Fulvio è particolare perché Fulvio è non lo dico perché è qua, è sicuramente il più tecnico dei nostri nuotatori, cioè lui è un perfezionista assoluto, cioè il suo segreto è che è un perfezionista.
è un piacere allenarlo perché lui sa di nuoto, sa come si nuota, lo mette in pratica, sta molto attento, si dedica. Prima ha fatto un piccolo lapsus, cioè ha parlato di record europeo di 400 perché lo deve tentare la settimana prossima, per cui c'ha in testa soltanto quello. Ha fatto il record italiano, sarà molto difficile, lui lo sa, ma sta tentando di fare anche il record europeo. Per cui in questo momento lui è focalizzato su quello, è partito dicendo quella cosa. Quindi Fulvio è una persona come gli altri ovviamente, ma lui è molto bello. Io dico la verità, se io e altri agonisti avessimo avuto e altri agonisti che vedo anche adesso, avessimo avuto la costanza e la forza, la determinazione di alcuni atleti master, forse avremmo ottenuto dei risultati più... è chiaro che gli allenamenti non sono gli stessi perché l'età è diversa, il recupero è diverso, però io vedo veramente un impegno in alcuni straordinari. Bene, poi andremo anche in piscina, parleremo di giovani, perché abbiamo anche qualche immagine, ce le faremo raccontare qua, abbiamo i rappresentanti. Ritornerei a Santa e andiamo a conoscere, Giacomo, i responsabili dei vari settori, perché abbiamo il 2014 e il 2015 presenti qua. Andrea Canessa, dirigente Leva 2015, 14, 15, no, ok. ci puoi raccontare diciamo, la squadra, i ragazzi come sono? Allora, i ragazzi, il gruppo è molto bello, sono tutti molto, secondo me, tecnicamente molto dotati, devono crescere, però l'ambiente è ottimo per crescere, gli allenatori sono molto bravi, quindi l'ambiente ideale. Dirigente Leva 2014, invece Michele Boero. Come si fa a aiutare questi ragazzi, diciamo, sia a unire il lato del divertimento, sia quello della crescita, anche di insegnargli? Li aiutiamo a divertirsi e a stare bene insieme. In questo abbiamo degli allenatori comunque molto bravi che permettono di imparare il pallone divertendosi. Va bene, vogliamo... Bene, allora in linea telefonica dovremmo avere l'allenatore del Sessi Levante dopo questa vittoria 3-1 in casa col Pescara, Alberto Ruvo. Pronto? Sì, ciao, pronto, buonasera. Eccoci. Ciao a tutti. Un applauso. Allora Alberto, intanto grazie di questa disponibilità, raccontaci un po' la partita. È stata una bella partita, ne avevamo bisogno dopo il derby, i ragazzi hanno reagito bene, hanno avuto sicuramente un atteggiamento propositivo, anche dopo il loro pareggio che è venuto dopo pochi minuti che abbiamo fatto gol noi, che poteva essere un campanello d'allarme perché magari visto quello che è successo a Chiavari settimana scorsa, invece abbiamo continuato, avevamo proprio voglia di fare una prestazione per tutto, per la gente, per l'ambiente, per la società, per noi stessi, perché per cancellare un po' quello che era stato la giornata scorsa. Devo veramente fare un plauso perché abbiamo vinto una bellissima partita, penso anche con un atteggiamento giusto e non demeritando, contro una squadra di blasoni e di giocatori come Pescara, che è costruita per vincere questo campionato. Certo, tra l'altro insomma il Pescara ha fatto e continua a fare un buonissimo campionato, perciò non era se si può pensare che ci sia qualche magari squadra un po' meno forte, di certo non lo è il Pescara. No, il Pescara ha degli ottimi giocatori, tutti i giocatori che la Serie C l'hanno vista poco, ma non perché non l'hanno mai fatta, perché hanno fatto sempre categorie superiori, quindi questa prestazione ci deve dare sicuramente fiducia nei nostri mezzi, perché se i ragazzi hanno dimostrato di fare queste prestazioni con una squadra come poteva essere il Pescara, lo possiamo fare con chiunque. Questo deve essere un punto sicuramente di partenza, perché da qua alla fine del campionato, se vogliamo raggiungere questo sogno della salvezza, ne dobbiamo fare altre prestazioni come quella di ieri. Ecco Alberto,
E un po' invece questa tua chiamata, no, da Stessi Levante, come l'hai vissuto un po'? Hai subito accettato con entusiasmo? Insomma, come il tuo sentimento, qual è stato? Beh sì, sicuramente è stata una bellissima chiamata, sono contento, mi è stata data la possibilità di allenare una squadra professionistica, quindi ringrazio la società, il presidente, tutti per aver avuto fiducia in me. La chiamata è stata fatta anche perché la società ha voglia di riuscire a raggiungere l'obiettivo della salvezza e quindi sta provando a fare tutto quello che si deve fare per riuscire a raggiungerlo, quindi proverò con tutte le mie forze a far sì che questo sogno sia veri. Non sarà facile, però è giusto provarci fino in fondo. Sì, la prossima settimana, la prossima partita, dove siete? Siamo a Rimini, domenica prossima giochiamo a Rimini. Anche Rimini è una buona squadra, costruita sicuramente per fare bene, però ce l'andiamo a giocare come è giusto che sia. Adesso magari anche le altre squadre, magari vedendo un po' i nostri risultati, penseranno che non è proprio così una passeggiata giocare contro il Stessi Levante. Bene Alberto, allora grazie. Allora su queste immagini che vediamo dei tifosi, e in bocca al lupo, magari ci vedremo qua nei nostri studi. Va bene, ok. Ok, grazie stacchiamo. a tutti. Grazie, Ciao. arrivederci. Ciao. Giacomo, andrei a vedere un pochino qualche giocatore anche del Camogli. Abbiamo già conosciuto il presidente, il mister, vediamo se c'è qualche altra persona da conoscere. Io partirei da Fernando Sannino, che è uno dei fondatori ed è anche giocatore del Camogli. Intanto brevemente, siete soddisfatti di come sta andando la vostra prima stagione in assoluto in terza categoria? Sì, meglio di così non potevano chiedere. È tutta esperienza che faremo perché molti ragazzi diciamo che avevano smesso dopo il settore giovanile, contando anche il fattore Covid che ha molto influito negativamente sullo sviluppo dei giocatori, ed è stato bello comunque ritrovare questi ragazzi. Com'è nata l'idea di fondare una squadra di calcio a Camogli? Immagino sia perché non ci fosse, ma com'è che siete passati dal lo vorremmo a lo facciamo? Ma allora l'idea era la cosa più semplice fondamentalmente. Quando manca qualcosa comunque si cerca sempre un modo per realizzarla, e la nostra forza è stata senza dubbio il gruppo, il fatto che siamo riusciti a suddividerci il lavoro e quindi siamo riusciti a realizzare i nostri sogni. Vado da un altro dei fondatori, che è Filippo Fravega, che è anche dirigente, giusto? E dottore. Qual è la cosa più difficile di riuscire a creare una squadra per iscriverla a un campionato, in questo caso di terza categoria? Sicuramente la burocrazia infinita, e poi far combaciare tutta una serie di intoppi che inevitabilmente possono accadere, ma avere quelle capacità poi di risolverli senza gravare in maniera importante sugli altri. Quando avete iniziato a pensare di farla, poi eravate già un gruppetto che poi siete rimasti, avete preso anche gente per strada che poi si è unita, c'è tanto di questo nucleo di fondatori? Allora, noi fondatori siamo in 6 e quelli eravamo e quelli tuttora siamo, e poi ovviamente da noi poi abbiamo cominciato prima a ingaggiare un mister e a quel punto poi a creare poi la squadra con tutti i vari giocatori, tutti i vari ragazzi. Germano, anche questa sera vediamo che ci sono tanti sportivi e di animo buono, no? Certo. Abbiamo la fortuna di avere una Liguria, in questo caso, ma soprattutto anche una zona, la nostra del Tiguglio, che è ricca di società sportive, e quindi su questo ne beneficiamo tutti quanti, meno male che ci sono, ecco, tutto lì. Ecco, parliamo un pochino della serata di venerdì delle patenti etiche, vediamo anche qualche immagine e diciamo che il Camogli è stato onorato dalla patente etica Certo. Panato. Sì,
Abbiamo approfittato del convegno in ricordo di Bruno Pizzul per consegnare 2 patenti etiche. Una, come hai già detto, l'abbiamo data al Football Club di Camogli, società calcistica, e l'altra... Ecco, la vediamo, no? Siete voi questi? Ah, ecco, sì. Ok. E l'altra invece è stata la società sempre calcistica Golfo Paradiso di Recco. E dovrei fare un piccolo inciso nello spiegare che cos'è la patente etica. Bravo. La patente etica è un riconoscimento che viene dato in accordo con la Regione Liguria alle società meritevoli. Perché ho fatto questo inciso? Perché aver consegnato la patente etica a 2 società calcistiche generalmente nelle varie discipline sportive sono le società che lo rispettano un po' meno i nostri input, che poi vi posso dire così a voce velocemente, sono i valori positivi dello sport e quelli ci sono, ma è l'atteggiamento che alle volte non c'è tra atleti. Quindi noi cerchiamo di promuovere nei valori dello sport sano proprio il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, quindi dell'arbitro, il rispetto del compagno, il rispetto anche dello spettatore, cosa che non sempre si vede. In questo caso, dopo aver fatto una ricerca sulle 2 società, abbiamo ritenuto più che corretto di consegnargli questa patente etica. Ecco, già con 6 impostazioni lì, se riesci a venire dall'assessore, state lì, perché poi abbiamo la lettura di 2 frasi del codice dei genitori, ma giustamente a riguardo magari Claudio Pompestro allo sport vuole aggiungere qualcosa a quello che diceva Germano. Sì, innanzitutto anche da socio Panathlon mi ha fatto molto piacere questo riconoscimento a tutte e 2 le società del nostro territorio. La Golfo Paradiso è una realtà importantissima, un bacino a livello proprio sociale fondamentale, un bacino di risorse, di idee, di ragazzi, e questa nuova società di giovani. Il presidente è un ragazzo di 23 anni, hanno affrontato la burocrazia e noi come comune abbiamo fatto del nostro meglio per supportarli, ma perché abbiamo visto in questi ragazzi la voglia di creare qualcosa. Si dice sempre aiutiamo i giovani, ma poi bisogna anche dargli la fiducia e bisogna dargli anche qualche piccolo strumento iniziale per partire. Loro hanno non soltanto sfruttato questi piccoli strumenti e spunti iniziali, l'hanno ampliati, hanno fatto nascere un bellissimo progetto di cui noi siamo molto orgogliosi. Ritornerei un po' in piscina con Fulvio. Quante volte, insomma, quante ore alla settimana ti alleni? 4 giorni alla settimana, 1 ora e mezzo di vasca per 4 giorni alla settimana. E i giorni sono lunedì, martedì? Lunedì, martedì, giovedì, venerdì. Faccio un recupero il mercoledì. A volte ci aggiungiamo le gare sabato e domenica, oppure facciamo un sabato, però le giornate dure sono lunedì, martedì, giovedì, venerdì. E la voglia sempre di continuare? Quanti anni è che... Allora, io ho nuotato... Intanto scusami, Sì. se dalla regia potete mandare tranquillamente, abbiamo delle immagini dei ragazzini, no? Perciò qua abbiamo i master, ma tanto così sono come riferimento i ragazzini, per voi siete riferimento sicuro. Speriamo. E così vediamo anche le immagini, benissimo, vai. Io ho cominciato a nuotare dalle elementari, ho nuotato nuoto agonistico, prima ho fatto il CONI, i corsi CONI a Genova, ho fatto i corsi CONI a Genova, poi ho cominciato subito a nuotare, fare agonismo fino a 17 anni, poi ho smesso e non ho più nuotato finché non sono andato in pensione. Nel 2016 ho ripreso la vecchia passione e quindi dopo 4-5 anni
sono ritornato abbastanza in forma. Fulvio, si parla sempre di alimentazione, di fare sport. Tu come questo binomio, allora, allenare sicuramente ti alleni, e come alimentazione? Ah, ci pensa mia moglie, meno male che c'è lei. No, ma segui un minimo, qualche principio, oppure no? cerco di mantenere il peso, perché comunque per me è importante mantenere il peso. Mi viene facile, non Ma ho ad problemi. esempio frutta, verdura? No, carboidrati, proteine, frutta. Non tutti i giorni No, ravioli? più vario possibile, e comunque... No, io mangio. Mangio perché, ripeto, noi facciamo dai 3.500 ai 4.000, 3.000, 3.500 di nuoto, però non passeggiando, di nuoto lavorando. Quindi io consumo sicuramente più di quello che mangio. E quindi sono un po' sempre... il peso è con la sempre bilancia, perfetto. ecco, mi misuro in bilancia una volta alla settimana. E qual è il tuo Verifico. peso? Sono 69-70. E alto? 1,75, 77 ero da ragazzo, adesso sarà un po' meno. Ma... Perciò insomma non equivale il fatto che se sei 1,70 devi essere... Ma lì 70. dipende un po' dalla conformazione. Io sono un longilineo e quindi sono abbastanza, diciamo così, sono più leggero di quello che dovrei essere. No? Ma anche la muscolatura è diversa. Sono un longilineo e quindi non ho quelle caratteristiche. Però, ripeto, al di là dell'alimentazione mi alleno con metodo, con una guida, con una squadra, c'è chi mi tira, c'è chi mi spinge, perché la squadra aiuta in questo senso. Ci deve essere la vasca, ci deve essere la disponibilità, ci deve essere la passione dell'allenatore, oltre la mia. Poi ripeto, da ragazzo io ho nuotato, e lo dico per i bambini, per i ragazzi, ho cominciato alle elementari e quindi ho cominciato perché l'ha voluto mio padre. Però all'epoca non si commentava, si faceva. Invece adesso prima bisogna Però commentare. no, ma non si osava nemmeno pensare di non fare quello che proponeva il padre. Ora però lo devo ringraziare. E quindi non è che facessi fatica, però... Volevo un po' sentire sia Davide che Simone, sentendo il nostro qua campione di nuoto, cosa ne pensate voi, invece voi per essere in forma cosa fate? E Davide? Ci alleniamo 3 volte a settimana, l'ora e mezza, un'ora e 40, e l'alimentazione, come dice lui, alla fine in base alla moglie, fidanzata, non fai un pasto differente da lei o da chi è in famiglia sostanzialmente. Quindi... Invece Simone? Sì, diciamo che nel nostro ambiente è più una roba personale, magari più tenersi in forma, fare una dieta, non ce lo impone nessuno, quindi... Però sì, ovvio, se a uno piace, comunque in tanti di noi vanno anche in palestra, quindi un'alimentazione sicuramente ti fa anche stare meglio, sia in campo che a lavoro, che fuori dal campo, quindi a prescindere bene o male si segue, quello sicuramente. Influisce anche l'età. Ecco Germano, tu Influisce invece anche l'età. fai qualche sport da Io master? sì. No. È sempre di quelli in orizzontale il mio. No, Ormai non posso permettermi altro sport. Senti, siamo in collegamento con due mamme, credo, no? Cosa andiamo a fargli fare? E leggeranno a campione 1 o 2 parti dei principi, dei diritti del genitore nei confronti del ragazzo. Abbiamo sentito i diritti Più che i diritti sono i doveri del genitore verso il ragazzo che fa sport. Dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e sentirsi felici nella vita non è necessario diventare dei campioni. Non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non sia utile alla loro crescita e commisurato ai loro meriti e potenzialità.
Ne leggiamo ancora uno, dai, erano veloci. Ne leggiamo ancora uno, due, dai. La scelta della disciplina sportiva preferita spetta ai miei figli in totale autonomia e senza condizionamenti da parte mia. Benissimo. Matteo, hai sentito parlare del Camogli tantissimo? Adesso aggiungi qualcosa tu, così fai sintesi un pochino da presidente. Mi collego al tuo discorso parlando di valori sportivi, perché i miei ragazzi lo sanno, il mister lo sa, io sono un perfezionista, io sono uno che punta tantissimo sullo stile e il comportamento in campo, perché come dicevi prima, una squadra di calcio che riceve una patente etica è qualcosa di raro, è qualcosa che va meritato. E io sono uno che... I giocatori sono tutti miei amici, ma durante la partita e quando siamo al campo io sto in alto e li devo tenere, perché quante volte si vedono sui social scene di risse in terza categoria, di brutte scene, e questo non voglio che accada. E anche al momento di formare la rosa io sono andato a selezionare prima l'uomo, il ragazzo e poi il giocatore, quindi in questo momento siamo primi in Coppa Disciplina, che per molti non avrà valore, ma per me ha un valore enorme e sento e vedo che stiamo raccogliendo i frutti, stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato. Bravo Matteo. Bravo per quello che dici. E bravo doppiamente perché sei molto giovane, no? Grazie. Perciò 23 anni, presidente, hai questi valori, bravo. E farà intervenire un pochino nuovamente il mister. Sì, insomma, noi... averci un presidente così, che potrebbe essere... Noi quando mi ha contattato a febbraio, ora fra l'altro abbiamo fatto un anno, come società abbiamo scelto prima l'uomo e poi il calciatore, a parte quelli del territorio dovevano essere ragazzi sul pezzo. Noi il risultato non ce ne frega niente, la prestazione, perché poi se si lavora bene con ragazzi umili i risultati arrivano. Per cui lo ringrazio davvero che mi ha scelto e ne sono orgoglioso. Farai un po' da papà lì in mezzo ai giovani, no? Sì, a volte sono loro che mi aiutano, perché sono talmente bravi che mi tolgono connetti, mi preparano il campo. Non è da tutti, comunque avere dei ragazzi così. Molto bene. Andiamo. Allora, ieri le nostre telecamere erano a Lavagna per un derby della Serie D che era Lavagnese-Sanrenese e ha vinto la Lavagnese 1-0, andiamo a vedere il servizio che peraltro abbiamo già visto nei nostri TG. Raccontaci il gol. Sicuramente una bella emozione, quest'anno è il terzo, speravo ce fossero di più quest'anno qua, spero ancora di farne di più. Comunque ci mancano ancora 6 partite e sono contento. Abbiamo vinto, sono contento che il mio gol sia stato quello decisivo. Spero di farne altri, ma sono contento soprattutto per i 3 punti che ho portato alla squadra. Ecco, è stata una partita non facile. Molto intensa, sapevamo che gli avversari sono molto forti, individualmente, davanti, poi con qualcuno ci ho giocato, li conosco e so che tecnicamente sono molto forti. Non stanno vivendo un bel periodo, lo sapevamo, ci giocavano sicuramente molto più di noi, ora noi siamo, possiamo dire, abbastanza tranquilli e quindi sapevamo che è una partita tosta. Come ho visto dalla panchina la partita. E chi l'ha vista? Non c'ho più voce. No, partita intensa, tosta contro una squadra buona, però la Lavagnese, io avevo chiesto di ripetere la prestazione, non bene o male che a me, ma l'intensità e la voglia che hanno avuto a Imperia e hanno fatto questo, dunque sono veramente contento, ma da questi ragazzi oramai abbiamo solo da imparare a fare al di là del gioco quello che fanno questi ragazzi durante la settimana e la domenica sinceramente. Poteva anche segnare alla Sanremese, ma poteva anche andare 2-0 alla Lavagnese. Le partite sono queste.
potevamo fare il 2-0, ma la Saremese più di una volta ci ha messo in difficoltà, soprattutto sui calci piazzati, falli laterali lunghi di Bregliano, dunque, però sinceramente credo che nell'arco della partita sia un risultato giusto. Un bel campionato comunque della Lavagnese. No, siamo molto contenti per tutto, ripeto, ma la cosa importante, quello che chiedo ai ragazzi, è quello che io dico sempre all'inizio del campionato, che se tutti noi facciamo il massimo, a fine campionato tutti avremo un vantaggio. Andrea, vogliamo fare un piccolo commento? Abbiamo già anche velocemente parlato di Sestri e Virtus Entella, ma scendendo il campionato di Serie D. Ma devo essere sincero, Gianlo, la Serie D noi in Liguria abbiamo 8 squadre, questa già è diciamo, un ottimo risultato, 8 compagini nel campionato di Serie D e Girone A, di cui una poi ne abbiamo una nel Serie D Girone A, che è la Fezzanese, che è dalla parte di Spezia, ma è sempre Liguria. E la Lavagnese quest'anno sta facendo un ottimo campionato e ha un grandissimo mister. Oltretutto la Lavagnese è una società amica alla San Margheritese con i vari direttori Croci e Nicolini. Noi stiamo aspettando, ti dico la verità Roberto, che la Cairese si deve salvare, perché adesso è entrata in una zona play-out che potrebbe mettere a rischio un nostro play-off, perché ritornando ai meccanismi è una cosa complicata. La nostra speranza è che dalla Serie D non retroceda nessuno, a parte ormai la Fezzanese penso che sia un passo. Se no complica i nostri umpoiani e anche quelle categorie sotto per poi cercare di salire. E al di là di quello io spero che si mantengano 8 società in un campionato di Serie D, perché secondo me è una cosa prestigiosa per la Liguria, soprattutto una piccola regione come la Liguria. Anche perché è un campionato impegnativo. È un campionato molto impegnativo, dispendioso, e deve avere molti addetti ai lavori. Cioè comunque ci sono molti anche addetti ai lavori esterni che lavorano per la società, quindi oltre che oneroso è anche molto impegnativo, molto. Andrei, domani mattina a Camogli abbiamo un incontro, un convegno per i giovani, no? Visto che abbiamo l'assessore, ce lo facciamo presentare, abbiamo anche una locandina che riusciamo a vedere. Sì, noi come amministrazione cerchiamo di puntare molto sul dialogo e il confronto con i giovani. L'esperienza della Camogli Football Club nasce dopo un incontro Giovani al Centro, un'idea proprio inventata da noi. Si parla di tantissime tematiche da 1 anno e mezzo a questa parte. Questi ragazzi, racconto un brevissimo aneddoto, io avevo chiuso uno di questi convegni dicendo: ragazzi, fatevi coraggio, io ci sono, se avete qualche idea da propormi, io ci sono. 2 o 3 giorni dopo mi hanno offerto un cappuccino in passeggiata a mare. Questi bravissimi ragazzi mi hanno proposto questa idea e mi sono trovato di fronte a dover mantenere quelle promesse fatte. È andata bene, ma esclusivamente per merito loro. Si parlerà di violenza domani mattina, la violenza in ambito scolastico, in ambito sportivo, nella società di tutti i giorni. Ci saranno relatori prestigiosi, un giudice del Tribunale minorile, una direttrice del carcere minorile di Pontremoli, esponenti di prestigio della scuola, per cercare di stimolare questi ragazzi. Non sarà una convention, ma sarà appunto un dialogo col pubblico. Si prevedono circa 270 ragazzi delle scuole da Sestri Levante a Recco. Bene, grazie. E invece Andrea, ritorniamo un pochino, facciamo una sintesi. Quest'anno sta andando bene la Santa Margherita, poi è difficile i risultati, no? Metterli in campo. Guarda Roberto, noi siamo partiti con un'idea di ritornare su subito dopo la retrocessione dell'anno precedente. Purtroppo nei campionati, oltre che allestire una rosa, deve avere anche un seguirsi di congiunzioni astrali, le chiamo, tra infortuni, squalificati e compagnia cantante. Noi quest'anno abbiamo ottenuto l'85% del gruppo dell'anno precedente con qualche innesto. Abbiamo creato una rosa molto competitiva per la promozione e purtroppo quest'anno abbiamo avuto molte defezioni a livello fisico
e questi hanno comportato un po' anche al terzo posto attuale che abbiamo. Siamo una delle squadre che ha pareggiato di più, ne abbiamo fatto 10 pareggi, ma non per demerito nostro, forse sono stati bravi più gli avversari a non farci vincere. Quindi, però il Busalla è più forte? Il Busalla, guarda, noi abbiamo fatto in casa, abbiamo perso 2-0 Roberto, di cui un rigore all'ultimo e un'occasione hanno avuto all'ultimo loro, perché noi stavamo cercando di recuperare il pareggio. Al ritorno abbiamo fatto 1-1 e forse loro hanno avuto meno infortuni e sono stati più magari bravi, più cinici a segnare e a trovare la via del gol. Ma non solo contro di noi, anche in altre partite, cose che noi magari non siamo stati bravi o cinici a buttare la palla dentro. Questo non vuol dire che questi ragazzi siano da terzo posto. Per me sono ragazzi che dovrebbero vincere il campionato, oltre per come giocano, anche come si comportano nello spogliatoio e anche a livello societario. Quindi parlavamo prima di educazione, di rispetto, loro in campo anche che si impunta anche alla società, oltre al risultato vogliono un comportamento che non sia aggressivo, un comportamento rispettoso sia verso gli avversari che verso la terna. Quindi sono ragazzi d'oro, secondo me meriterebbero tutti gli anni il primo posto. Purtroppo poi per un susseguirsi di vicende non si può, però ci proveremo. Bene, allora, prima di andiamo poi a sentire altri due ragazzini. C'era anche un altro derby, c'era il derby del basket qua che si è giocato a San Pier di Canne tra Aurora Chiavari e Tigullio. Andremo a vedere il servizio e poi ritorniamo con i risultati del campionato. Bella partita, sicuramente molto energica da parte di tutte e due le squadre e siamo riusciti a ribaltare il risultato dell'andata. Noi rimaniamo terzi, loro però diventano secondi e quindi ci incontreremo in semifinale, che è quello che volevamo poi. Qual è stata un pochino la chiave di questa vittoria? La chiave di questa vittoria è che noi abbiamo Mariani e loro no, semplice. Che le statistiche forse avete tirato meglio. Allora, quando prendiamo dei buoni tiri, sì, sicuramente tiriamo bene. Tendiamo purtroppo a forzare, ma ci sta, nel senso... Partita energica, loro sono molto giovani, noi abbiamo qualche anno in più, in primis il sottoscritto, però diciamo nel quarto siamo riusciti a chiudere la partita con 2 o 3 azioni ragionate e poi a tenerci il vantaggio, un antipasto di quello che sarà la semifinale e siamo pronti a rivederci tra un mesetto. Una partita dove era difficilissimo segnare per il Chiavari. Sì, l'abbiamo interpretata male, non siamo stati capaci. D'altronde se segni 44 punti in casa è molto difficile poter vincere. Abbiamo giocato la partita che ha voluto giocare il Tigullio, sono stati bravi loro, noi assolutamente ci abbiamo capito poco. Insomma, brutta prestazione, peccato perché buttiamo via il primo posto e quindi la possibilità di giocare tutti i playoff in casa. Sarà un fine di stagione tutto da seguire, Giuliano. Il campionato non è stato granché, nel senso che abbiamo 3-4 squadre, diciamo così, un po' superiori alle altre, già qualificate per i playoff. Quindi ora giocheranno una fase, diciamo così, intermedia dalla quarta alla quinta e alla sesta per guadagnarsi l'ultimo posto per i playoff e poi semifinali e finale. Si poteva fare meglio, si poteva fare una formula in cui giocavano più squadre, si poteva fare una formula meno complicata, si poteva fare un campionato secondo me fatto decisamente meglio. Allora, pure sulle immagini del derby di ieri, Aurora Chiavari e Tigullio, vi leggo velocemente i risultati. Aurora Tigullio è 44-51, Sanremo Golfo Poeti 80-81, Rappalo Varazze 89-74, Pelico Goleto 74-91, Busalla Ardita 63-55, Lavagna Auxilio 68-86. In classifica Rappalo e Aurora 36, Tigullio 32, Auxilio
28, Varazze 24, Cogoleto 22, Ardita 20 per i 18 insieme a Golfo dei Poeti, Busalla 10, Lavagna 6 e Sanremo 2. Questo è tutto per il basket, ne parleremo perché avremo delle presenze un lunedì sia a Chiavari che Santa, ma adesso ridiamo la linea ai ragazzini per, Germano, ricordaci? I diritti del ragazzo nello sport. I diritti del ragazzo. Siamo con? Edward Antoi, Francesco Marrocu. Ok, vai. Diritto di essere circondato e allenato da persone competenti. Diritto di seguire allenamenti adeguati ai miei ritmi. Bravissimi. Ora, visto che siamo con la telecamera da quelle parti, Andrea, abbiamo anche il tuo figlio Lorenzo? Lo salutiamo? Lorenzo, ma come va col papà dirigente? Bene. Va bene? Sì. Va bene, benissimo. Ti diverti a giocare a calcio? Sì. Che ruolo ti piace? Che vorrai fare da grande, il calciatore? Hai un ruolo? No. No, finora no. Va bene, Lorenzo. Allora, sia Davide che Simone, cosa dite a questi ragazzini che iniziano, magari hanno iniziato da poco a giocare? Al di là del calcio, insomma, uno sport, Simone? Ma di farlo con piacere, di divertirsi, perché soprattutto secondo me sono anche in una società dove gli danno la possibilità di esprimersi al 100% a livello calcistico, anche ma a livello umano, perché poi lo vedo io quando sono arrivato qua in prima squadra 4 anni fa. Il rapporto che c'è col settore giovanile è un rapporto importante, arrivi al campo e ti saltano tutti addosso, ti abbracciano, ci puoi ridere e scherzare. Questo legame col settore giovanile secondo me è una delle cose più belle alle quali punta una società sportiva. Quindi sono contento di vedere un sacco di faccette che conosco e tutti i martedì, mercoledì e la domenica che vengono a vederci ci sostengono. Questa qua secondo me è la vittoria più bella per una società. Simone, quando eri come loro dove giocavi? Alla loro età alla Santa, sì. Poi mi sono spostato alla Sampdoria, ho fatto poi la Vagnese, però ho iniziato come loro alla Santa. Infatti è stato un po' un tornare, bellissimo. Il consiglio del capitano, Davide. No, mi attacco a quello che diceva lui, l'importante è divertirsi, poi l'esempio può essere appunto lui, cioè, l'esempio già lì in prima fila, Giacomo Zanazzi, anche lui ha iniziato con noi il settore giovanile e tuttora è in prima squadra. Ecco, andiamo a conoscerlo che è vicino ai dirigenti, ma 2 o 3 volte è sfuggito questa sera, ma sei lì che... Il bel nocciolo della squadra. Come è stato, diciamo, passare dal settore giovanile alla prima squadra? È stato un bel traguardo perché dopo aver fatto tutte le giovanili qua sono andato via, poi sono tornato, ho fatto 2 o 3 anni e sono stato molto contento, è stato molto difficile, però poi mi sono ambientato molto bene, è un gruppo fantastico e adesso milito in prima squadra e abbiamo un obiettivo e speriamo di raggiungerlo. Hai trovato qualcuno di quelli che magari andavi a vedere come vanno a vederli loro domenica? Sì, andavo a vederli e il capitano mi allenava, era il mio mister, poi sì, guardavo tutti e adesso ho la fortuna di giocarci insieme. Ecco, tra l'altro, è lì, vediamo, Andrea, dalle immagini, grazie alla regia che passava via, c'è l'esordio su queste immagini che vedevamo, il telefonino bisogna tenerlo in fase orizzontale, così lo diciamo a tutti gli appassionati. Esordio del 2009, Mortola Paride, in rappresentativa, no? Allora, sì, è anche la rappresentativa nazionale, è stato convocato giù a Roma per fare un primo allenamento, però questa è un po' la nostra filosofia, cercare di portare più ragazzi del settore giovanile in prima squadra. Rivediamolo pure. Questo ragazzo è del 2009, ha esordito in un campo difficile, quello del Magrazzurri, dove stavamo soffrendo perché vincevamo 1-0, ma stavamo veramente soffrendo. Ha esordito quei 20 minuti, per noi è stato un motivo d'orgoglio perché, ripeto, la filosofia della San Margheritese, la società che ci indirizza a portare più ragazzi del settore giovanile nella prima squadra. E Mortola Paride è un motivo d'orgoglio come altri ragazzi del nostro settore giovanile che sono stati convocati in rappresentativa regionale e provinciale,
E è un grosso traguardo perché vuol dire che la società, gli allenatori stanno lavorando bene e si cerca comunque sempre di fare meglio. Poi ricordiamo, Santa Margherita non è un grosso paese, ha 9.000 abitanti, abbiamo 150 bambini. Quando succedono queste cose per noi è veramente una vittoria, sia per noi che penso anche per il ragazzo, per tutta la società. Ritornerei da Matteo, perché è vero che abbiamo parlato dell'esempio del capitano, tanti anni nella stessa società, ma Matteo invece, insomma, da giovane questo impegno da presidente, comunque dirigente. Sì. Ecco, come hai deciso, come hai pensato questo impegno? Eravamo come nel nostro bar di fiducia, Giuocamogli, e ci stavamo decidendo un po' i ruoli. E alla fine siamo andati per esclusione, poi io mi ci sono ritrovato, ma lo rifarei altre 1000 volte e a me piace veramente tanto e il mio sogno è lavorare proprio con lo sport, quindi questo è un motivo d'orgoglio ed è secondo me un inizio di un qualcosa che crescerà e noi come società non vogliamo avere limiti, non ci vogliamo dare limiti e vogliamo essere esempio anche per ragazzi che magari vogliono anche loro intraprendere un'esperienza di questo tipo e quello che voglio consigliare è che serve quel pizzico di incoscienza positiva, bisogna buttarsi, perché noi quando ci siamo buttati da incoscienti, perché è diventato un lavoro e tutti i giorni non si parla d'altro, infatti anche lì la mia fidanzata non ne può più e fatelo. Possiamo salutarla? Salutiamola, salutiamo. Allora dai, come si chiama? Alessia. Poi te la vedi tu, eh? Sì. Va bene, è colpa io, ma semmai te la prendi con lui. Alessia, dai, Giacomo, andiamo a salutare un pochino Alessia e vediamo com'è la vita col presidente. Come lo sostiene? Alzati magari che... Eccoli. Tutte le donne. Come sostieni Matteo, Alessia? Sopportandolo in tutte le chiamate che fa tutto il giorno. Cioè in macchina, in viaggio con lui, sono solo chiamate del Camogli, il mister, tutti, ormai li conosco tutti. Vabbè, ma sarai contenta comunque. Sì, sono contenta. Non lo vado a vedere, però lo sostengo sempre. Come non vai a vedere? Perché soffri troppo per il risultato? No, vabbè, perché sono impegnata in altre cose, però ci sentiamo Ma tu non sei spesso. sportiva? No, io nuotavo nella pallanuoto. Vabbè, allora riesci a capire bene, no? Sì. Va bene, Alessia. Visto che sei lì, vuoi salutare anche un altro giocatore del Camogli? Fondatore. Sono un altro. Vai. Come ti chiami, scusa? Alessandro Terrile. Sei uno dei fondatori. Ho fondato, l'idea è partita da me, mi ricordo, a gennaio. E niente, ora stiamo andando avanti bene. Sta andando come pensavi, diciamo, qual è la tua prima idea? Sì, anche i risultati per essere il primo anno vanno bene, ma l'importante è aver fatto un gruppo coeso, tranquillo, senza casini, che in terza categoria è difficile. E niente, siamo primi in Coppa Disciplina. Spieghiamo cos'è però, che non l'abbiamo spiegato. Coppa Disciplina sostanzialmente diciamo chi prende meno cartellini, giusto? Esatto, meno cartellini, anche dirigenti tranquilli, allenatore tranquillo, giocatori anche. No, stiamo andando bene. Speriamo l'anno prossimo anche con i risultati in campo. Bene, dai, bene. Ok, dai. Allora, qua ci siamo lasciati perdere dal tempo, siamo quasi fuori tempo massimo. Se salutiamo i dirigenti del Santa qua vicino, così. Va bene così? Come va la vita a gestire le due leve? No, è un divertimento comunque passare del tempo con loro, quindi... E coi genitori non protestano, no? Perché in genere... No.
Ogni tanto, ma niente di... È tutto sotto controllo? È tutto sotto controllo. È il tuo... Sì, no. La mia leva, io parlo per la mia leva, col genitori anche abbiamo fatto un bel gruppo, dai, è un bel ambiente. Beh, In genere si diventa amici poi tra genitori, sì, no? decisamente. Anche per le trasferte, dopo ci E si poi sempre ferma, mangia la divertimento, pizza. sia agli allenamenti che alle partite, no? È bello. Bene, allora facciamo un saluto a tutto il settore giovanile della San Margheritese. Fulvio, facciamo chiudere al grande campione. Sentendo questa sera tu hai, non so, qualcosa da lasciargli. Ma soprattutto ai bambini mi piace dire che a volte i genitori ti portano a fare un gioco diverso, ma c'è sempre qualcosa da imparare e magari col tempo scopri che anche quello che ti sembra un impegno duro, poi invece è solo saggezza di vita che ti accompagna anche nei momenti che non penseresti mai. Bene, almeno grazie. Per me è successo così. Bene. Allora, abbiamo i risultati, siamo proprio alla fine, Giacomo, di pallanuoto. Sì, le squadre del Tigullio hanno giocato questo fine settimana in A2 maschile di pallanuoto, la Chiava di Nuota ha vinto 15-7 contro il Piacenza, quindi rimane prima in classifica del girone nord a 44 punti, invece il Lavagna 90 ha pareggiato 11-11 in casa contro Milano Metanopoli e quindi rimane terzultimo a 16 punti. La 1 femminile non ha giocato, la pallanuoto non ha giocato e invece la Prodeco aveva già giocato in A1 maschile questa giornata il 10 marzo e quindi non ha giocato questo weekend. Benissimo, per la pallanuoto approfondiremo le prossime puntate. Allora salutiamo sia il mister Mauro Catania che l'assessore Claudio Pompei, grazie. Marco Campodoni per quanto riguarda il maschile, ma aspettiamo il figlio allora. E da questa parte tutta la San Margheritese, grazie a tutti voi. Andrea, buon proseguimento, buon proseguimento a Matteo, al grande capitano della San Margheritese. Germano, vuoi chiudere come fair play del Panathlon? Posso dire che ho avuto la conferma che abbiamo consegnato la patente etica più che meritata con quello che ci ha detto il giovane fondatore della Coppa Disciplina. Anche perché è passato il messaggio che magari il calcio, no? Ma non è questione di sport, è questione di dirigenti, esattamente, eccetera. Questa è la dimostrazione lampante di quello che è stato detto. Giacomo, tutto a posto? Abbiamo detto quasi tutto, spero. Siamo stati anche quasi puntuali. No, siamo fuori di 5 minuti, va bene. Grazie per averci seguito, buon rientro e noi ci vediamo la prossima settimana. Buono sport a tutti. Arrivederci.